Controlli rafforzati delle forze dell'ordine per la notte di Capodanno. A confermarlo oggi durante un collegamento in diretta il comandante del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Treviso, Marco Turrini. Siamo impegnati assieme alle altre forze di polizia con il coordinamento della Prefettura di Treviso in una serie appunto di controlli che saranno finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni, anche le più recenti emanate, proprio in tema di contrasto all'emergenza epidemiologica. Oltre 1700 controlli ogni giorno da parte dell'Arma dei Carabinieri. Però devo dire che nella quasi generalità dei casi non abbiamo registrato particolari violazioni, quindi ci auguriamo che sia ancora così e che questo Capodanno possa svolgersi serenamente, senza particolari difficoltà. Regole per più di qualcuno difficili da apprendere. Devo dire che è prevalso sempre il senso di responsabilità e anche i nostri interventi, gli interventi dell'Arma dei Carabinieri e delle altre forze di polizia sono spesso stati finalizzati, a garantire un'informazione il più possibile capillare. Quindi abbiamo registrato moltissimi cittadini che hanno chiamato le nostre centrali operative proprio per avere chiarimenti, informazioni sulle prescrizioni in vigore. Diverse le zone critiche per assemblamenti e contagi. Le città, i paesi più importanti saranno monitorati e poi interverremo laddove appunto verranno notati degli assembramenti proprio in virtù di quelle che sono le prescrizioni in atto. Dai Carabinieri infine l'appello per un Capodanno da trascorrere nel rispetto delle regole anticontagio. Affrontare questa nottata di Capodanno come giusto che sia, al divertimento, al fatto di passare qualche ora in serenità, però ecco, sempre facendo attenzione quindi a non eccedere ovviamente in comportamenti che poi possono diventare rischiosi non solo per sé ma anche per gli altri.